Porto Torres si è tinta di verde e di speranza. Non è stata solo una camminata, è stata una dichiarazione di intenti. 1500 cuori che hanno battuto all'unisono, trasformando il lungomare in un simbolo di salute, prevenzione e solidarietà. Una marea umana che ha risposto all'invito dell'organizzatore e ideatore dell'evento Mauro Pirino e della WISP di Sassari, dimostrando che il benessere nasce dal movimento, ma si realizza solo se condiviso. Normalmente le prime volte sono belle, ma questa è proprio bellissima. Uno davvero, perché venire in Sardegna per la prima volta è straordinario. Stiamo lavorando da tanti anni con Mauro per promuovere il fit walking davvero dappertutto, in modo che la gente possa capire, percepire quanto è importante camminare, ma non basta solo camminare, quanto è importante camminare bene, con la tecnica giusta, quella creata da Maurizio e Giorgio da Milano, e che vede in Mauro Pirino uno dei più grandi interpreti. Le istituzioni, la scuola, i tecnici devono mettersi insieme per fare in modo che, in particolare dico io, i giovani anche possano apprendere i principi base anche della tecnica del cammino. Per quanto riguarda questa manifestazione, credo che sia davvero, ormai è storico, no? È una delle più importanti in assoluto in Italia, e l'insieme, la nostra amicizia, se per me e Mauro, che è basata sull'amicizia come persone, ma anche perché condividiamo gli stessi ideali. Io ritengo che è il nostro punto di forza, quindi auguro a tutti quanti innanzitutto di divertirsi. L'energia di Fausto Certomà è stata il ponte che ha unito le esperienze di tante realtà italiane. Dal Calabria Fit Walking alla Sardegna abbiamo scoperto un unico grande movimento. Dietro ogni passo, una rete invisibile ma potentissima. Dalle associazioni presenti alle mani tese verso chi ha bisogno, trasformando ogni chilometro in un gesto di puro altruismo. È una giornata spettacolare, così come avevamo previsto e come da programma, stage del fit walking per imparare a camminare bene, per imparare a camminare in maniera corretta. La visione di Mauro Pirino è stata chiara. Il fit walking non è solo attività fisica, è una disciplina che richiede cura, metodo e scienza. Grazie agli stage e al supporto dei professionisti abbiamo trasformato l'entusiasmo di una camminata in una vera e propria lezione, dove il benessere è diventato un bene accessibile a tutti. Il titolo del convegno non a caso è Fit Walking e i suoi benefici per il corpo e per la mente. Io porgo i saluti dell'amministrazione, del sindaco Massimo Mulas. Sono molto contenta di avervi qua. Credo che oggi sia una giornata molto importante per tutto il movimento. Da quello che si può vedere adesso è che la gente ha una grande voglia di muoversi. E lo sport, diciamo così, destrutturato, quello che incontra le strade e che si occupa degli spazi, credo che questa sia una grandissima occasione. Quindi anche ringraziare l'amministrazione comunale di Porto Torres per la grande disponibilità e accoglienza che ha dato alla WISP. WISP, come tutti quanti noi sappiamo, si occupa di sport per tutti. Lo sport sociale credo che in questo momento sia uno strumento che serva anche a tenere la società unita. Le parole di Tore Farina ci ricordano che lo sport non è solo prestazione, ma un tessuto connettivo per la nostra comunità.
La WISP ha saputo leggere i bisogni del territorio, trasformando la camminata in una profonda esperienza sociale di unione e inclusione. Fit walking per la vita. Qua dietro, come potete vedere, si stanno già riscaldando perché c'è bisogno di una preparazione adeguata. Accompagnerò il professor Rocco Bilaccio che farà un intervento sul pit talking, ovvero parlare al telefono mentre cammini praticamente. Chi ha detto che la salute deve essere sempre seria? Con l'ironia del professor Rocco Bilaccio abbiamo scoperto che il benessere passa anche attraverso un sorriso. La conferenza ci ha ricordato che non c'è cura migliore di uno stile di vita attivo, vissuto con la giusta leggerezza. Grazie a tutti per aver dato valore a questa esperienza, perché il fit walking è stato proprio questo: mente, cuore e consapevolezza. Passo dopo passo. Insieme siamo andati davvero lontano.